L'export veneto verso gli Stati Uniti ha raggiunto nel 2024 un valore di 7,3 miliardi di euro, con un incremento del 30% rispetto al 2019. Ma ora l'annuncio dei dazi universali del 20% sugli scambi commerciali da parte del presidente USA Donald Trump fa temere un nuovo cigno nero per l'economia mondiale, secondo il governatore Luca Zaia. Il 2 aprile rischia di passare alla storia non come il giorno della liberazione, ha dichiarato Zaia, dopo pandemie e guerre, i dazi sarebbero il terzo colpo in pochi anni. Serve un'azione diplomatica immediata. L'Italia ha un rapporto privilegiato con gli Stati Uniti e deve farlo valere. Alcuni dati: il valore export totale è di 7 miliardi 262 milioni e rotti di euro. I principali settori sono la meccanica con 1,65 miliardi, 1,2 miliardi per le forniture mediche o occhialeria, 927 milioni l'agroalimentare, è stato più del 15,9% rispetto al 2023, e la moda che è in calo da 696 a 549 milioni. L'export 2024 in calo del 3,8% rispetto all'anno precedente, crisi moda e metallurgia. Le province in evidenza sono Vicenza con 2,2 miliardi, con un meno 4,7%, Treviso 1,34 miliardi con un più 5,1%, Verona che in crescita grazie al vino un più 6,2%, nel 2023 il valore era di 592 milioni. Il vino resta un asset cruciale, una bottiglia su 5 esportata nel mondo viene acquistata negli USA. Zaia lancia l'allarme: non possiamo permetterci di perdere quanto costruito, le nostre aziende hanno investito idee, lavoro e capitale, serve una risposta forte ora. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 euro.